Code interminabili ai passaggi a livello di Rosà. La situazione è destinata a peggiorare nei prossimi mesi quando entrerà in funzione la linea diretta Bassano-Vicenza, precisamente a settembre. Un problema non di oggi e molto sentito anche dal sindaco Paolo Bordignon. Rosà è tagliata per circa 3 ore e mezza o 4 al giorno dai passaggi a livello bloccati, 12-13 minuti, a volte anche 15, per cui è un intervento che stiamo già da anni monitorando assieme a Ferrovie, ma soprattutto con la Regione. Nel tavolo di trattativa con la Regione Veneto pare che la questione passaggi a livello non sia indicata, ma a detta del sindaco è un dibattito da aprire, mentre si è appreso che qualche anno fa con l'ente Ferrovia si era parlato di eliminare almeno 2 passaggi a livello. Abbiamo a breve un incontro con il responsabile Ferrovie di Mestre, per cui siamo, anche da questo punto di vista siamo operativi, anche se i risultati tardano a venire. I risultati tardano a venire, come dice il sindaco, non fosse altro che per un motivo economico. Se si parla di sottopassi, si parla di un intervento di quasi 8 milioni di euro, quello centrale, che il Comune deve sobbarcarsi per il 95% dell'importo. Ma in vista della nuova tratta Bassano-Vicenza, il sindaco non sta a guardare. Daremo a battere cassa a Ferrovie a breve per cercare di risolvere questo problema, che è un problema soprattutto di sicurezza, perché essere tagliati a metà il paese per 3 ore e mezza al giorno è un aspetto molto grave.